Uno vai. Riccardo Castelli, benvenuto a Udine, ci siamo sentiti quest'estate, oggi siamo al secondo giorno di lavoro, è già impegnativo? Senza dubbio abbiamo iniziato abbastanza forte, ci stiamo dando tutti dentro, quindi inizia a arrivare un po' di lavoro nelle gambe, un po' di affaticamento, però andiamo avanti. A queste latitudini ti abbiamo visto la scorsa stagione, no? Durante i playoff con Trieste, tu con la maglia di Ferrara hai avuto anche tanto spazio, no? Anche a causa dell'infortunio di Benfatto. Ti abbiamo un po' scoperto attraverso la TV, ma che tipo di giocatore sei? Diciamo che sì, l'anno scorso abbiamo avuto tanto spazio, specialmente dall'arrivo di Martellossi, ho trovato il giusto ritmo, ho trovato modo di giocare bene. Diciamo che sono un giocatore che cerca sempre di dare il suo contributo, cerca sempre di fare anche robe sporche, ma quando prendo le mie responsabilità le prendo, non ho paura di tirare, di segnare e di dare una mano a tutti. Gli appassionati più attenti ti ricordano anche con la maglia di Casal Pusterego contro la Snider. Detto questo, sei sceso dalla 2 Silver alla Serie B, perché? Perché qua sembra un progetto importante, la squadra vuole far bene, la società vuole far bene, voglio far bene anch'io, voglio dimostrare che posso aiutare a vincere e far bene. Ultima battuta, messaggio ai tifosi? Saggi tifosi è che vi aspettiamo tutti carichi e siamo carichi noi e speriamo di avervi tutti al più presto.